Sono le 8, bentrovati a Buongiorno Sicilia da Roberta Lunghi. E buongiorno anche da Lorena Dolci, ci ritroviamo tra poco con la lettura dei giornali. Iniziamo subito nella prima parte della nostra trasmissione raccontandovi i fatti delle ultime ore. Noi apriamo parlandovi di quelli che sono degli sconcertanti elementi che si aggiungono nella indagine sull'aggressione da parte di un dodicenne di San Vito Lo Capo nei confronti di un docente, un'aggressione poi bloccata ma appunto pilotata e la questione si rafforza sempre di più, il tutto all'interno di un sistema con messaggi su Telegram, con intenzioni dichiarate sui social. Insomma, adesso i particolari portano all'idea che il ragazzino volesse colpire dei coetanei musulmani, ma sentiamo. Si arricchisce di nuovi inquietanti dettagli l'inchiesta sullo studente dodicenne di San Vito Lo Capo che il 29 maggio ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Secondo quanto emerso dall'analisi delle chat e dei materiali sequestrati, il ragazzo ha indicato come principali bersagli 3 musulmani della sua classe e una ragazza nera che frequenta un'altra classe dell'istituto. Elementi che sono al vaglio degli investigatori per valutare con attenzione la matrice ideologica dell'episodio. Le indagini coordinate dalla Procura per i minorenni di Palermo con la sezione antiterrorismo del ROS puntano a identificare le persone con cui il giovane era in contatto e a ricostruire il collegamento con gli estremisti online. Nelle conversazioni e nei contenuti esaminati ci sono riferimenti a autori di stragi a sfondo suprematista e xenofobo. Gli investigatori stanno approfondendo anche i richiami alle teorie della grande sostituzione e ad altri temi della propaganda dell'estrema destra radicale internazionale. Prima dell'aggressione il dodicenne ha scritto un conoscente di agire per ragioni politiche. E allora, dicevamo, si allarga, si arricchisce di inquietanti particolari e ce ne sono ancora, Lorena. Sì, li andiamo a vedere appunto su Repubblica, un gruppo Telegram dietro il dodicenne, il ROS, è a caccia di E1, questo forse sicuramente uno pseudonimo che sta dietro a quella che si presentava come una ragazza straniera, ma vedremo se è vero, perché i carabinieri intanto stanno analizzando i messaggi estratti dallo smartphone del ragazzino che ha fatto l'incursione. La procura diretta da Claudia Caramanna procede per l'ipotesi di reato di istigazione a delinquere con l'aggravante che l'apologia riguardi delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità. Che cosa hanno trovato in questo smartphone? Il ragazzino citava spesso un utente, appunto E1, ufficialmente dicevamo una ragazza straniera, non chiaro che età abbia, per certo era amica anche dell'altro tredicenne, quello di Bergamo che ha coltellato la professoressa di francese nel marzo scorso. E1 veniva chiamato in causa anche dal dodicenne di San Vito quando qualcuno gli scriveva per chiedergli di assistere alla diretta del raid. Evidentemente la voce si era sparsa sui social e Ugo Rex Francorum era già diventato un personaggio noto, questo è il suo pseudonimo. A chi gli chiedeva di assistere alla live il dodicenne rispondeva categorico: devi chiedere a E1, e probabilmente era proprio lei l'amministratrice del gruppo Telegram trasformato in una piazza virtuale per l'ultimo assalto a scuola. Le prime analisi del telefonino fatte dai carabinieri hanno confermato E1 è fra i 6 componenti del gruppo in cui c'era anche il dodicenne. Ma davvero E1 è una ragazza o si nasconde qualcun altro? Se dovesse essere un maggiorenne scatterebbe la competenza della DDA di Palermo e di certo ancora c'è tanto da chiarire. E adesso a un'altra vicenda molto dolorosa che purtroppo ci ha portati a parlare dell'ennesimo femminicidio in Sicilia, in provincia di Catania, perché lo sapete, la donna che era stata colpita probabilmente con un martello dal marito nella provincia di Catania, Mister Bianco a Belsito, non ce l'ha fatta, è morta e adesso i suoi organi andranno ad aiutare chi ne ha davvero bisogno. La famiglia ha deciso di donare, ma sentiamo a che punto è anche l'inchiesta su questo drammatico caso.
Il miracolo non c'è stato. Alessandra Bruno, la 49enne di Mister Bianco, colpita alla testa e al volto dal marito sabato notte al culmine di una lite, è morta nella terapia intensiva dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove era stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico per ridurre il trauma facciale e rimuovere l'ematoma provocati dai fendenti inflitti dal compagno. Alessandra lascia 4 figli, 2 minorenni e 2 maggiorenni. A scatenare la furia omicida del marito sarebbe stata, indagini sono ancora in corso, una relazione ormai logora e la volontà della donna di avviare le pratiche per la separazione. Si aggrava dunque la posizione giudiziaria del marito, che ora deve rispondere di femminicidio. A dare l'allarme era stata la figlia maggiore. All'arrivo dei carabinieri la donna era stata trovata riversa per terra, mentre in casa erano presenti i 4 figli della coppia, che non avrebbero però assistito alla tragedia. Il sindaco di Mister Bianco, Marco Corsaro, in una nota ha espresso profondo cordoglio per la morte violenta di una concittadina, sottolineando lo shock e il dolore dell'intera comunità. Ecco, abbiamo sentito fin qui evidentemente il contesto familiare, sociale, eventuali precedenti, Lorena, sono ancora tutti da scoprire. Sì, è così, e poi in mezzo a questa tragedia c'è questo gesto di generosità che aveva compiuto Alessandra nello scegliere la donazione degli organi, cosa che appunto è avvenuta. Lunedì è stata dichiarata la morte cerebrale della donna, ricordiamo presa a martellate proprio nella testa, un gesto che diventa una preziosa eredità per i 4 figli. Certo è un granello di sabbia rispetto alla perdita di una madre, soprattutto in questo modo, cioè quando a togliere l'amore di mamma, scrive Laura Di Stefano sulla Sicilia, è stato il padre Salvatore Mallamo, che ha colpito la moglie al cranio con un martello a mazzetta davanti ai 4 ragazzi, 2 maggiorenni e minorenni. Diciamo che erano tutti e 4 in casa, anche se non sono stati insomma testimoni oculari di questo delitto. È stata la figlia più grande a chiamare il 112, il carabiniere è stato in linea con lei fino a quando i militari non sono arrivati, il papà Mallamo è stato ammanettato immediatamente. La ragazza ha tentato il tutto per salvare la mamma, una mamma dal cuore grande che non ci ha pensato 2 volte a rispondere sì quando le è stato chiesto se volesse diventare donatrice di organi, cioè donatrice di vita. Parliamo di un altro incendio che si è sviluppato, dico un altro solo perché in questi giorni vi abbiamo raccontato di diverse situazioni di incendi in strutture, in negozi. Questa volta andiamo a Campobello di Mazara, al lido Monna Lisa Beach. Sentiamo cosa è successo. A fuoco il salotto buono di Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara nel Trapanese. Un incendio sviluppatosi nel pomeriggio ha completamente distrutto il lido Monna Lisa Beach. Le fiamme hanno in pochi minuti divorato la struttura. Il lido è stato fatto evacuare, le persone che si trovavano sia nella sala ristorante bar che in spiaggia sono state fatte allontanare centinaia di metri lontano dallo stabilimento. Alcuni sono fuggiti anche lungo la spiaggia. Sul posto i vigili del fuoco in ambulanza. C'è il sospetto che il rogo possa essere partito da una intercapedine, ha poi raggiunto la cappa della cucina e qui a contatto con i fornelli, a quanto si trovava in quel momento nella stanza, si è allargato provocando un disastro. Neppure i pompieri arrivati immediatamente sono riusciti a domare l'incendio. Chi stava in cucina ha chiesto aiuto, racconta il barman, e così abbiamo utilizzato i 10 estintori che abbiamo in dotazione, ma non riuscivamo a spegnere il rogo. Abbiamo chiesto altri estintori a lidi a bar vicini, ma quando ci siamo accorti che non riuscivamo ad avere la meglio ci siamo allontanati e abbiamo fatto evacuare il locale. Per quasi mezz'ora è stato il panico. Io avevo la macchina parcheggiata vicino al lido, sono stati gli stessi vigili del fuoco a spostarla, racconta invece Dario Stallone, un cliente del lido. Ecco, che cosa dicono oggi i giornali su questo fatto, Lorena? Sì, Roberta, in questo caso, proprio in questo caso, i video e le foto parlano più di 1000 parole, perché abbiamo visto veramente immagini drammatiche con quella alta colonna di fumo. Rogo incenerisce il lido, forse si conferma l'ipotesi del cortocircuito dietro questa mezz'ora d'inferno al Monna Lisa Beach di Tre Fontane. L'incendio è partito dalla cucina, lo stabilimento è stato evacuato, abbiamo
abbiamo sentito le testimonianze anche drammatiche di gente che fuggiva in spiaggia. Le fiamme che hanno distrutto lo stabilimento si sarebbero sviluppate appunto dal vano cucina. Non è stato escluso dai vigili del fuoco che sono intervenuti che l'innesco possa essere stato provocato da un cortocircuito, e quindi diciamo la matrice dolosa in questo caso sembra esclusa, anche perché diciamo è avvenuto in pieno giorno. Di solito gli attentati non si fanno diciamo nelle ore diurne, ma a darne certezza sarà la relazione finale che sarà consegnata all'autorità giudiziaria. Pare però essersi trattato effettivamente di un incidente. E andiamo avanti. Ieri ve ne abbiamo parlato, lo faremo anche nel corso della nostra puntata di oggi con ospite Legambiente. Abbiamo parlato della querelle, della questione lunga circa 16 anni inerente il porticciolo di Ognina, quindi siamo a Catania. È arrivato appunto la CGA, quindi il Consiglio di Giustizia Amministrativa, a imporre lo stop all'ampliamento per quanto riguarda l'attività della Tortuga, quindi dell'attività privata che evidentemente insomma aveva agito a suo dire secondo i dettami della sovrintendenza. Insomma, al momento è tutto fermo, sono felici i pescatori, è contentissima Legambiente che sentiremo oggi, ma vediamo intanto il servizio. Un posto più bello di Catania, come lo date in concessione a privati quando appartiene ai cittadini? 16 anni di carte bollate e ricorsi, una contesa che sembra uscita dai libri di storia antica. Da una parte gli imprenditori, dall'altra i pescatori e gli ambientalisti, come due eserciti schierati davanti allo stesso tratto di mare, quello di Ognina, approdo frequentato già nell'VIII secolo a.C. Hanno messo questo pontile. Da quanto tempo c'è questo pontile? Di quest'anno. Ai pescatori di Ognina che spazio è rimasto? Niente, non si può dire niente. Ora il Consiglio di Giustizia Amministrativa mette un punto fermo e blocca l'ampliamento della struttura privata della Tortuga. Ritenendo che il parere dato dalla soprintendenza alla richiesta concessione sia errato, sia illogico, però ovviamente ha fissato un principio per cui insomma il luogo deve essere tutelato, è un luogo che ha una storia. La decisione viene accolta con soddisfazione dai pescatori di Ognina, che da tempo contestavano il progetto di ampliamento. Riappropriarci dei nostri luoghi, perché questo è dei catanesi, non è di un singolo cittadino. Di diverso avviso la società proprietaria del porto privato, che adesso dovrà valutare le prossime mosse dopo lo stop imposto dai giudici amministrativi. Le sentenze si rispettano assolutamente, però metteremo in discussione dei pareri. Peraltro il parere della sovrintendenza non credo sia richiesto in acqua, cioè nello specchio acqueo non funziona. Devo solo ormeggiare delle barche che, ricordo a tutti, pagano tasse e che fanno girare l'economia. La vicenda riapre il dibattito sulla tutela del litorale e sull'equilibrio tra interessi privati e fruizione pubblica del mare. Sin qui il nostro servizio, Lorena. Allora, tu tra poco appunto avrai Legambiente, sì. Allora io ti leggo sulla Sicilia. Abbiamo sentito Testa della Tortuga, proprio la società che ha emesso una nota in cui evidenzia che la sentenza che ha annullato il provvedimento di ampliamento della nostra concessione demaniale, dicono appunto i titolari, non mette in discussione la bontà del nostro progetto né tantomeno l'impegno profuso per la valorizzazione del porticciolo di Ognina. Il giudice amministrativo ha invece evidenziato unicamente un difetto di motivazione e di istruttoria da parte degli enti pubblici competenti, travolgendo un titolo autorizzativo che avevamo ottenuto confidando pienamente in assoluta buona fede nell'operato delle istituzioni. Accettiamo questa decisione con rispetto, prosegue la nota della Tortuga, ma anche con la consapevolezza che le nostre ragioni restano intatte. La Tortuga ha investito ingenti risorse economiche e umane sviluppando un piano volto a migliorare la fruibilità del porto attraverso infrastrutture moderne, inclusive, rispettose dell'ambiente come i pontili galleggianti e le rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Non possiamo permettere che investimenti così importanti, pensati per la crescita del territorio e fatti nel pieno rispetto delle regole, vengano vanificati da carenze burocratiche o formali estranee alla nostra condotta. E quindi anche dall'altra parte, nonostante questa sentenza, chiedono la riapertura dell'iter istruttorio amministrativo per emendare i vizi riscontrati appunto dal CGA.
Allora Lorena, però sono davvero tanti gli argomenti sui giornali che riguardano la Sicilia. Andiamo subito con te. Allora, andiamo con i quotidiani regionali, vediamo innanzitutto le prime pagine del quotidiano La Sicilia, a parte appunto le notizie nazionali. C'è un'inchiesta sulle carceri in Sicilia, sono come laghe, nel siracusano casi disumani, e poi la vicenda del 12enne di San Vito Lo Capo, ispiratori neri dell'11enne, uccidiamo i musulmani, era diciamo l'input, e ancora i 60 milioni al Barbera, nelle carte la resistenza di Amata. Andiamo poi a vedere Repubblica Palermo, omicidi, affari all'estero, le rivelazioni dei nuovi pentiti. Spezia era un fedelissimo di Messina Denaro, Bruno il referente in Brasile del clan Pagliarelli. Ecco cosa stanno dicendo agli inquirenti gli ultimi due boss che hanno deciso di collaborare. Poi lussie incompiute, le terme di Sciacca tentano il rilancio, si parla anche del rogo di Campobello, 3 vigili del fuoco feriti, questo è l'incendio di cui vi abbiamo raccontato poco fa, e ancora social e coltelli a San Vito, i carabinieri cercano E1. Questa ragazza straniera, da verificare se sia effettivamente una ragazza. E poi il giornale di Sicilia, Ars, altri contributi a pioggia, i fondi riservati della Presidenza per carnevali e sagre, ecco i destinatari. La festa del 2 giugno, andiamo a vedere adesso la Gazzetta del Sud, la strage in Calabria in grande apertura, ma naturalmente il caporalato è una realtà anche da noi, e poi il terremoto dell'altro giorno, solo grande paura, disagi per chi viaggiava in treno, e qui troviamo voleva uccidere i compagni musulmani. 12enne di San Vito che ha tentato di accoltellare un professore, i suoi bersagli erano 3 sprovveduti della mia classe e una ragazza nera, cioè il virgolettato sono appunto parole di questo ragazzino che insomma in tutte le dichiarazioni mostra una grande lucidità. E partiamo appunto da lui, le immagini di questo ragazzino il giorno prima di ferire il professore di tecnologia, quando ha indossato quella che era appunto la sua uniforme per compiere questa strage. E lui si ispirava ad un elenco di stragisti da emulare, da quelli che hanno agito nelle scuole americane, sui prematisti che lo hanno fatto per un obiettivo razziale, accanto ai nomi di chi ha compiuto le stragi negli anni, e quasi a voler dare una matrice programmatica del suo gesto. Lui stesso ha detto che lo ha fatto per motivi politici. Si era ben informato il ragazzino siciliano, autore del Blitz, e questo c'era tutto. E poi è entrato con freddezza nella scuola, dopo essersi cambiato in bagno, è entrato in classe con 2 coltelli e ha provato ad accoltellare il professore di tecnologia. Nell'elenco degli uomini neri insomma c'è un lungo elenco, ma in particolare lo studente aveva in programma di colpire quei 2 che sono musulmani e una ragazza di colore, ma non solo in classe, la incontro anche a scuola. E poi c'è anche il nome di Roberto, un italiano, tutti scritti lì in bianco su quel casco nero che gli serviva anche a reggere il telefonino per immortalare la scena, e quindi ha fatto una diretta per la sua compagni di chat su Telegram e condividerla ai follower che lo hanno incitato e sostenuto nel compiere il gesto. Tant'è che la Procura dei minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per istigazione a delinquere. Abbiamo visto che si dà la caccia a questa E1 e capire chi c'è dietro questo. E poi c'è il caso del caporalato, da quello gravissimo della Calabria con i 4 dati a fuoco vivi, ma naturalmente è una realtà che esiste anche da noi, Calabria, Basilicata, Puglia, trasferte di ore in minivan, turni massacranti. Ecco come funziona il mercato dei nuovi schiavi. E in particolare l'ultimo episodio è avvenuto a Marsala, caccia al migrante, c'è una banda che picchia i lavoratori, diversi braccianti del Bangladesh sono stati aggrediti, la sindaca chiede un vertice sulla sicurezza. Il caso più grave è quello del giovane lavoratore che stava andando in bicicletta all'alba sul posto di lavoro, 2 ragazzi in scooter gli hanno sbarrato la strada, lo hanno preso a bastonato e lo hanno lasciato a terra sanguinante. Lui ha presentato denuncia,
magari molti altri non l'hanno fatto, ma almeno altre 3 o 4 persone originarie del Bangladesh sarebbero state aggredite la stessa mattina, persone diverse, colpite in luoghi diversi, accomunate da un dettaglio: erano migranti che stavano andando a lavorare nei campi, ed è proprio in questo contesto che si sta adesso indagando. E poi invece Repubblica approfondisce diciamo, le dichiarazioni degli ultimi 2 pentiti che svelano i segreti dei boss: omicidi, affari, complicità. I primi verbali pubblici dei 2 nuovi pentiti di mafia preannunciano già un terremoto giudiziario. Parliamo di Vincenzo Spezia, storico esponente di vertice della famiglia di Campobello di Mazara, che sta raccontando gli affari che hanno scandito la latitanza di Matteo Messina Denaro. E poi Giuseppe Bruno, figlio di un vecchio costruttore di Bagheria, diventato consulente del boss Calvaruso, che sta aprendo anche lui scenari investigativi importanti sugli affari immobiliari dei mafiosi palermitani in Sud America. Collaborazioni, insomma, ritenute importantissime dagli investigatori, dei magistrati della Procura di Palermo, che indagano appunto sul trafficante Paperone Giacomo Tamburello, che insomma per anni è stato un favoreggiatore. Poi ieri c'è stata la festa della Repubblica, celebrata in tutta Italia, gli 80 anni, anche in Sicilia, rende omaggio a chi ha sacrificato la vita, la cerimonia al Politeama, benemerenza al merito civile per Giuseppe Liotta, il pediatra morto nell'alluvione di Marineo. Andiamo avanti, vediamo adesso sulla Gazzetta il terremoto, una notte di paure e disagi per i viaggiatori, forte scossa avvertita anche a Messina e provincia, per fortuna non ha provocato feriti e danni a strutture, ma soltanto un forte spavento e ritardi per i treni provenienti dalla Calabria. Vedete qui l'epicentro, che naturalmente poi è stato un po' avvertito anche naturalmente nella Sicilia orientale e in Basilicata. Andiamo avanti, contributi come coriandoli, le feste di carnevale pagate dall'Ars. L'anno scorso l'Assemblea regionale ha sponsorizzato 600 tra eventi, sagre e manifestazioni sportive, raggiungendo una spesa che supera di poco i 2 milioni. La quota più elevata, 15.000 euro, all'Istituto Tecnico Archimede di Catania. Questa è una piccola curiosità. E poi Messina, lido devastato dal ciclone, ancora parliamo del ciclone Harry, dopo la solidarietà solo silenzi, l'imprenditrice dice: nonostante le promesse ricevute la situazione non è cambiata, la stagione è già iniziata, chissà quanti titolari in questo momento si stanno lamentando. Restiamo un po' in tema spiaggia. SOS da Licudi e Filicudi, no a quel dissalatore sulla nostra spiaggia esposto contro uno dei 4 impianti previsti nell'arcipelago. La soluzione alla crisi idrica, ma la risposta è un ecomostro inquinante e rumoroso, quindi gli abitanti si preparano a dare battaglia. E poi c'è il finanziamento per il Barbera, il tesoretto dei 60 milioni, nelle carte la necessaria attenzione al Barbera. Dopo l'input di Schifani, l'assessore Amata provò a salvare i fondi per gli altri impianti, ma c'è un fuoco incrociato, un fuoco amico. Chiudiamo, Roberta, con questa notizia che riguarda il rilancio delle Terme di Sciacca dopo 50 anni di sprechi, un progetto da 90 milioni, Schifani annuncia una svolta, ora si passa alla gara, all'epoca dei 400 milioni per acquistare 2 orche, parliamo di anni passati. E per chiudere, le nozze di Dua Lipa, che si è sposata già a Londra ma festeggia a quanto pare a Bagheria. Scatta oggi il piano traffico, a Palermo venerdì la GAM blindata, catering per 200 invitati. La Sicilia insomma si conferma scenario preferito da tantissime star. Ci fermiamo qua, a te Roberta. Grazie Lorena. Noi adesso andiamo a curiosare per alcune delle strade catanesi che la mattina abbiamo, come dire, l'abitudine di mostrarvi, vegetazione permettendo, come potete vedere. Questo è l'ex nodo del Tondo Gioeni, come sempre abbastanza trafficato in direzione Mister Bianco ma anche in direzione Ognina, così come l'immagine è praticamente la stessa, sebbene insomma ci attendiamo nei prossimi giorni con
con la definitiva chiusura delle scuole anche un flusso assai minore. Questo è via Vincenzo Giuffrida. Andiamo al prossimo momento ed è il viale Odorico da Pordenone. Il flusso veicolare è naturalmente ben nutrito, si procede davvero molto lentamente in direzione Mister Bianco, mentre dal lato opposto, come vedete, è assolutamente libera. Ed ecco l'Etna che esiste qualche colore, sì, qualche ancora sprazzo di bianco, nonostante le temperature oggettivamente si siano alzate tantissimo. Non mi sembra insomma una giornata eccezionale dalla palma che si agita, evidentemente c'è vento. Esatto, la stessa cosa da questa visuale dell'Etna, che è questa bella cartolina da Taormina. Noi a questo punto ci fermiamo, c'è una pausa e Lorena tornerà con voi per la seconda parte della rassegna stampa, tra poco. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, ed è tempo della seconda parte della nostra rassegna stampa. Lorena Dolci, fatti nazionali e internazionali a te. E allora, le prime pagine dei quotidiani sono dedicate innanzitutto al massacro dei 4 braccianti stranieri praticamente bruciati vivi in Calabria, all'orrore del caporalato per la festa del 2 giugno, parata e polemiche, ancora la telefonata di insulti praticamente di Trump a Netanyahu, anche se una nota diffusa insomma un po' tendeva a minimizzare, e gli attacchi di civili nella guerra in Ucraina. Allora partiamo dal Corriere della Sera, appunto Libano, le bombe e la lite, Trump tensione e insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo, avrebbe detto Trump a Netanyahu, perché sta praticamente intralciando il negoziato per la pace in Iran. Il tycoon sull'Iran rassicura, il dialogo avanza, raid russi, strage di civili in Ucraina, 2 bambini tra le vittime. E poi qua vediamo la sequenza dell'orrore dei braccianti uccisi, vedete. Anzi, lo vediamo meglio più avanti. Intanto guardiamo velocemente i titoli di apertura: la parata, la festa, il monito di Mattarella, no alla barbarie. Andiamo a vedere Repubblica, bruciati vivi perché volevano essere pagati. I 4 braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto soltanto di non lavorare più gratis, gli davano solo cibo, parla l'unico superstite, ci davano appunto soltanto da mangiare, fermati 2 pakistani. E poi il presidente degli 80 anni di Repubblica, l'Italia di Mattarella, grande atto di libertà, la Costituzione è la nostra casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, polemiche per l'assenza di Salvini che ha disertato la parata ai fori. E poi lo vediamo qui, pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage di civili a Kiev, e più in basso troviamo Trump e Netanyahu, la lite al telefono, pazzo, senza di me saresti in galera, gli ha detto Trump. La Stampa punta invece appunto sugli attacchi ai civili in Ucraina, non è mai finita, 2022 il volto di una donna ferito, 2026 4 anni un'altra donna ferita negli attacchi appunto con i droni killer. L'Avvenire invece, oltre che sulla pioggia di fuoco sull'Ucraina, punta sull'orrore del caporalato e i 4 braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano soltanto un contratto regolare. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, appunto qui dicevo c'è la sequenza dell'orrore con i caporali che buttano dentro l'accendino, poi bloccano le portiere e impediscono di appunto salvarsi, di uscire fuori, e quindi vengono bruciati i video. Un video shock, i 4 bruciati vivi, fermati 2 pakistani, ripresi dalle telecamere. Nella stazione di servizio lungo la statale ad Amendolara adesso c'è un rettangolo nero, il disegno scuro del minivan andato a fuoco, il perimetro dell'orrore. Qui sono rimasti solo tizzoni spenti e 2 pompe annerite sotto una pensilina. All'ora di pranzo 2 giorni fa sono stati uccisi 4 uomini, 4 braccianti che tornavano dalle campagne di Metaponto più a nord, erano 3 afghani e un pakistano, ad ucciderli 2 pakistani conosciuti nella zona come caporali, sfruttatori di connazionali.
E c'è appunto un sopravvissuto, un testimone che ha raccontato: sono scappato dall'inferno ma adesso resterò in Italia. Avevamo discusso, ha raccontato, i due che ci stavano riportando a casa erano nervosi, poi è scattato il loro piano, ci hanno innaffiato di benzina e dato fuoco, mi sono salvato lanciandomi fuori dal portellone. Lui è un migrante afghano di 35 anni, partito un anno fa dal suo paese, arrivato a piedi in Italia attraverso l'Iran, la Turchia, la Bulgaria, la Serbia, insomma mezza Europa, ha le braccia ustionate, una parte del corpo, fa i nomi dei due caporali che hanno compiuto questa strage e gli chiedono perché hanno dato fuoco appunto al pulmino. Abbiamo discusso, abbiamo litigato, non volevano pagarci, dallo scorso 20 aprile non vediamo soldi. Ha detto che erano due caporali armati e aggressivi, vi venivano a prendere qui? Sì. Con l'arrivo della luce dovevamo essere già sui campi di raccolta, 8 ore di lavoro fino a mezzogiorno, quando inizia il caldo e diventa insopportabile. Eravate in regola, chiede il giornalista. Io dal 20 aprile sì, e mostra la tessera sanitaria, l'iscrizione, il permesso di soggiorno. Ci eravamo accordati per 45 euro a giornata, ma da un mese e mezzo niente paga. E poi gli chiedono come si è salvato. Mi sono girato, ho visto che il portellone era rimasto aperto, mi sono spinto all'indietro, sono caduto nel vano portabagagli, con le braccia che bruciavano mi sono buttato sull'asfalto, poi mi sono ritrovato in ospedale, mentre purtroppo i suoi compagni di lavoro non ce l'hanno fatta. Ma adesso andiamo sullo scenario internazionale per raccontarvi appunto questa litigata furiosa al telefono tra Trump e Netanyahu. Donald furioso con Bibi: che cavolo stai facendo? Gli ha detto, ti odiano tutti per questo, anatomia di un'alleanza tesa. Vediamo anche Trump che però dice la trattativa continua. Perché se l'è presa con Netanyahu? Perché appunto i continui attacchi in Libano stanno ostacolando la trattativa, ma in Libano l'IDF, quindi l'esercito di Israele, non si ferma. Tra le vittime un padre e 2 figli che rientrano dagli esami sostenuti nella capitale. Fuoco incrociato di alleati e opposizione su Netanyahu, siamo diventati un burattino. Quindi insomma c'è grande tensione anche tra questo grande alleato che sono gli Stati Uniti e che finora aveva sempre sostenuto l'operato di Netanyahu e di Israele, alleanza che si comincia a incrinare. Netanyahu, questa è l'analisi che leggiamo sulla stampa, Netanyahu messo alle strette è costretto a obbedire agli USA, in difficoltà in patria per il voto e la leva degli ultraortodossi che finora erano esenti dal servizio militare, il premier evita lo scontro e quindi si ritira con le truppe, così come appunto aveva chiesto Trump. Trump che cerca di portare a casa un risultato, perché comunque la guerra gli sta facendo perdere, oltre a danneggiare l'economia del mondo, gli sta facendo perdere voti. I democratici ne approfittano e dicono la riscossa Dem è iniziata, a novembre la Camera sarà nostra, a novembre quando ci sono le elezioni in America di midterm, che sono anche un test della tenuta del presidente eletto. Ma restando sullo scenario internazionale, dicevamo, ci sono stati delle rappresaglie di Mosca sull'Ucraina, obiettivo i civili, droni e missili su Kiev e Dnipro, la vendetta russa causa 22 morti. Mosca fatica sul terreno senza più Orbán, l'Unione Europea accelera per l'ingresso di Ucraina e Moldavia, una guerra che sembra davvero non finire più. Repubblica la definisce una sorta di vendetta e anche una nuova, come se la guerra stia entrando in una nuova dimensione, perché è una guerra che si combatte sempre più con i droni, addirittura 653 sono entrati su tutto il territorio insieme a 73 missili nella capitale, in 40.000 dormono in metro, cioè non si combatte più soltanto nel Donbass, il territorio conteso, ma anche la capitale è tornata nel mirino. E quindi diciamo gli abitanti non
riescono più a dormire sonni tranquilli. Ma torniamo in Italia per la celebrazione del 2 giugno con la parata. Mattarella ha detto felici di essere il frutto di tante migrazioni. Il capo dello Stato dialoga con i giovani, no uomini soli al comando, l'allarme per gli affaristi della intelligenza artificiale, un po' quindi in coro, in sintonia con il Papa, che ha dedicato l'enciclica, una gran parte della sua enciclica appunto ai rischi dell'intelligenza artificiale, ma ha parlato anche di guerre, il mondo fermi la barbarie, e ancora il monito, no agli uomini soli al comando. Qui vediamo alcuni momenti, queste istantanee, il tricolore da 450 kg, Cesare, il cane robot dell'esercito utilizzato per operare sottoterra in luoghi impervi. Per la prima volta la polizia ha sfilato con un proprio settore, in prima fila una compagnia di giovani funzionari, i vigili urbani alla sfilata più difficile perché diciamo sono stati i vigili urbani a scatenare il panico venerdì notte, causando la fuga dei cavalli che sono andati a galoppo per le vie di Roma, e poi Briciola, la mascotte della fanfara dei carabinieri a cavallo, che va in pensione, è stata la sua ultima parata, e quindi saluti anche a lei. E poi questa vicenda ci riporta in Italia, quella della piccola Beatrice. Emergono ancora ulteriori dettagli dopo la notte delle botte. La mamma di Beatrice difese il compagno anche di fronte alla morte della figlia, dicendo: non voglio rovinarlo. Roberta, noi ci fermiamo qui. Linea a te e poi torniamo con altri approfondimenti. Grazie Lorena, allarghiamo le braccia su questa vicenda, sempre molto complicato anche, come dire, leggere, raccontare e ascoltarla, è davvero incredibile. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi iniziamo con il primo dei nostri ospiti. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Siamo tornati in studio subito con gli ospiti che vi presento, l'avevamo preannunciato: Viola Sorbello, presidente di Legambiente Catania, buongiorno a Viola, e vicino a lei l'avvocato Elio Guarnaccia, che segue, che ha seguito insomma il caso del quale noi oggi parliamo. Abbiamo parlato anche tanto nei nostri telegiornali, la vicenda tanto cara ai catanesi, no? Da tutti i punti di vista, riguarda il porticciolo di Ognina. È arrivata una sentenza importante, una sentenza che non mette una pietra tombale perché insomma ci sarà ovviamente, no, la possibilità di probabilmente riaprire questa partita, ma comunque il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha dichiarato valido il ricorso di Legambiente e diciamo ha messo in discussione quelli che erano i pareri insomma della soprintendenza che a dire del rappresentante di Tortuga sono stati rispettati in quanto indicazioni ovviamente degli enti, no, della soprintendenza. Cerchiamo di fare chiarezza con la gente innanzitutto, e quindi mi rivolgo anche all'avvocato che cercherà anche lui insomma, no, di chiarire bene qual è la posizione e qual è il motivo per cui questa cosa è accaduta. Iniziamo con la soddisfazione di Legambiente. Allora, Viola Sorbello. La nostra soddisfazione è
immagino la soddisfazione della città, perché questa sentenza ha un significato per il porto di Ognina, per il porticciolo di Ognina, ma ritengo la possa avere per tutta la città, perché finalmente si afferma un principio, che non bisogna negare più il mare a Catania. Il mare è un diritto dei cittadini, il mare inteso come luogo in cui ci si può fare il bagno, ma anche come paesaggio. Noi abbiamo diritto a vederlo il mare, non dobbiamo avere barriere, non dobbiamo avere palazzoni, non dobbiamo avere infrastrutture, dobbiamo poter passeggiare e guardare il mare, dobbiamo avere la possibilità di vedere, nel caso del porto di Ognina, un porto che diciamo, è legato molto al mito, voi sappiamo tutti, il porto di Ulisse, via dicendo, e non dobbiamo vedere un parcheggio di motoscafi, quindi c'è un diritto proprio anche alla vista, a vedere un bel golfo. Questo lo ha detto il Consiglio di Giustizia Amministrativa nel momento in cui ha bacchettato la soprintendenza dicendo che ha errato il suo parere favorevole, perché il punto non è solo che le barche non debbano essere alte o debbano essere piccole o debbano essere, non lo so, ha parlato di una estetica cromatica. Le barche proprio non ci devono essere, deve essere quello specchio d'acqua per i catanesi, per chi voglia andare con la canoa, per chi voglia andare con una barchetta a pescare, oltre che il porto, diciamo, importante perché è legato al mito, è importante anche perché è un borgo marinaro, un borgo dove i pescatori vogliono continuare a usare le loro barchette, un borgo che sarà anche oggetto di, come sappiamo tutti, di un grande progetto di ristrutturazione, di restyling, diciamo, con l'eliminazione di quel brutto ponte. Allora, quindi abbiamo parlato e abbiamo fatto capire il porticciolo deve essere per Legambiente assolutamente non invaso da situazioni private, tra virgolette, e queste diciamo, dichiarazioni della sovrintendenza, queste indicazioni della sovrintendenza poco hanno a che vedere con la tutela del luogo, se parliamo esclusivamente di cromatismi e di forme e di posizionamenti. La tutela sta altrove. In che modo il CGA ha inciso realmente, avvocato? Che cos'è questa sentenza in realtà? Allora, questa sentenza è molto importante, tra l'altro non soltanto nel caso che ci occupa, ma più in generale. Abbiamo già sentito altri casi. Sì, perché ovviamente questo è il procedimento amministrativo che porta a questa concessione, o meglio un'estensione della concessione, perché ovviamente la ditta ha già il pezzo di terra e di mare su cui esercita il suo porto turistico, ma questo procedimento è un procedimento molto complicato che viene seguito dall'assessorato territorio e ambiente con la struttura diciamo locale, ma coinvolge tutte le tante amministrazioni, la Capitaneria di Porto, il Comune e la Soprintendenza dei Beni Culturali. Ovviamente in questa procedura, come in altre in cui c'è un interesse storico, culturale, paesaggistico di rilievo, la Soprintendenza ha un ruolo molto importante perché deve sostanzialmente matchare le regole di attuazione del piano paesaggistico con il progetto che si intende realizzare. Qui il CGA perché ha bacchettato la Soprintendenza che doveva rilasciare un'autorizzazione paesaggistica, poi un parere dentro la conferenza di servizi, ripeto il procedimento è molto intenso, ma di fatto la Soprintendenza è stata bacchettata sia per quello che ha detto sia per quello che non ha detto, e la seconda è la più importante perché si è limitata a dire al futuro concessionario devi stare attento all'impatto visivo delle barche anche da un punto di vista cromatico. Per questa parte il CGA dice è troppo poco perché di fatto stai dando carta bianca al titolare della concessione perché quali sono, non stai dando dei parametri specifici per cui il titolare di fatto è libero di applicare questa prescrizione come vuole, e questo chiaramente ha una conseguenza anche in termini di controllo. Come fai a verificare che queste prescrizioni così generiche? Quindi il CGA dice da questo punto di vista la prescrizione di fatto non c'è. Ma la parte più rilevante, questa è la parte giuridicamente più importante di questa sentenza, è dove non ha detto l'amministrazione della soprintendenza. La soprintendenza avrebbe dovuto fare una valutazione più specifica con riferimento proprio a quello che diceva prima Viola Sorbello, cioè stiamo parlando di un borgo dell'VIII secolo a.C. che ha una rilevanza culturale archeologica importantissima. Il progetto prevede un'incisione del molo, comunque un intervento massiccio, l'installazione di strutture stabili. Come fai
davanti a questo e davanti a un livello di tutela massimo, la sovrintendenza avrebbe dovuto affrontare, cioè proprio leggere il progetto e dire sulla base del progetto forse è necessario, ad esempio una cosa in particolare che ha fatto la sovrintendenza e che non ha fatto la sovrintendenza secondo il CGA è stato non dettagliare le modalità di ripristino, perché le concessioni non sono infinite, no? La concessione ha un termine, quindi il CGA si è posto il problema, ma come è possibile non prevedere delle modalità di ripristino quando la concessione finirà? E questo quindi, ripeto, è molto importante perché il parere della sovrintendenza è un parere altamente discrezionale, no? Quindi il sindacato del giudice è più limitato. In questa sentenza però si è detto qualcosa di più. Io volevo chiedere, questa sentenza afferisce alla questione dell'allargamento dell'estensione? Sì. O della esistenza in toto? Estensione. Solo dell'estensione. Sì. Questa estensione presupporrebbe chiaramente che questo luogo è piaciuto molto, no? A chi andava lì a lasciare queste imbarcazioni tutte con questi cromatismi, tutte uguali, tutte simili, cioè il luogo evidentemente è attrattivo, no? Anche per le imbarcazioni private, non solo per le barche dei pescatori che a quanto ho capito trovano adesso davvero poco spazio. Non è un problema dell'essere attrattivo o meno, il punto è che è un luogo comodo per chi ha la barca, ovviamente. Avere una barca in città è veramente una grande comodità. Io non credo che i diportisti facciano caso al fatto che quel porto è particolarmente importante da un punto di vista paesaggistico. Quindi stavo dando un valore eccessivo alla scelta? Sì, secondo me sì. Stavo dando un valore eccessivo. Onestamente ritengo che non importa a queste persone. Allora, noi però dobbiamo anche sentire la Tortuga che dal canto suo ha diffuso una nota dicendo abbiamo massima fiducia nella giustizia e naturalmente esprime anche la difficoltà dell'imprenditore che a fronte di pareri favorevoli ha iniziato un'attività imprenditoriale. Ieri la nostra Eva Spampinato l'ha sentito, ne riportiamo una brevissima dichiarazione. Come rispondete a questa sentenza del CGA? Le sentenze si rispettano assolutamente, indubbiamente i nostri avvocati stanno cercando di capire dove questa sentenza fa acqua e crediamo di aver intravisto nel parere della sovrintendenza molta acqua, anche perché si chiede alla sovrintendenza di esprimere un parere dettagliato quando lo ha già espresso, perché fondamentalmente noi barche dobbiamo ormeggiare e quindi nel momento in cui la sovrintendenza si esprime che quelle barche non devono superare delle altezze, crediamo che sia già sufficiente come parere, perché non dobbiamo costruire, non dobbiamo colorare, non dobbiamo fare assolutamente nulla. Peraltro il parere della sovrintendenza non credo sia richiesto in acqua, cioè nello specchio acqueo non funziona, cioè la sovrintendenza se devo costruire mi deve dire come rispettare dei canoni, ma nell'acqua devo solo ormeggiare delle barche che, ricordo a tutti, pagano tasse e che fanno girare l'economia. Allora, questa è la dichiarazione di Biagio Testa, avvocato, come replica questa... No, non mi sento di replicare perché commentiamo la sentenza. Allora, dal punto di vista strettamente giuridico, questa è una sentenza di ultima istanza, nel senso che il Consiglio di Giustizia Amministrativa si pronuncia in sede di appello sulle sentenze del TAR, quindi non è discutibile in nessuna sede, se non per motivi di giurisdizione davanti alla Cassazione, ma non è, mi sento di dire che non è questo il caso. La sentenza è pienamente esecutiva e non c'è modo in questo momento, a mio avviso, ricordiamo, non si può fare appello a questo tipo di sentenza. Era già appello, era questa la sede di appello. Ma cosa potrebbe accadere? Perché appunto loro dicono noi abbiamo provveduto a richiedere formalmente la riapertura dell'iter istruttorio amministrativo affinché le amministrazioni possano emendare i vizi riscontrati dal giudice. Sì. Questo è un cosa piano, vuol dire qui questo? Siamo nel piano dell'esecuzione della sentenza. Loro immagino vogliano riferirsi al fatto che, avendo il CGA
annullato l'estensione della concessione per via della illegittimità di questi pareri, loro intendono riaprire il procedimento. Quindi la sovrintendenza e tutte le amministrazioni, ecco, però non solo quelle, tutte le amministrazioni coinvolte potrebbero riformulare un piano? Esatto, ma non è detto che innanzitutto l'assessorato, che è l'amministrazione competente, deve riaprire il procedimento. Ok. E questo è una scelta. E non è detto che sia. I termini dell'esecuzione della sentenza appunto li stabilirà più avanti o il giudice in un'altra sede, oppure in ogni caso l'assessorato dovrà riaprire il procedimento. Qualora lo dovesse riaprire, quindi dovrà riaprire la conferenza dei servizi, dovranno essere sentite tutte le amministrazioni coinvolte, che sono la Capitaneria di Porto, il Comune di Catania, la Soprintendenza, e ovviamente dovranno attualizzare i loro pareri, perché sono passati degli anni. Nel frattempo, peraltro, ci sono anche degli elementi nuovi, perché come sapete c'è il progetto di rigenerazione del lungomare di Ognina. Questo progetto è stato approvato, ci sono degli appalti, c'è già un appalto aggiudicato, quindi la situazione ovviamente è mutata, quindi il procedimento, se si dovesse riaprire, dovrà essere attualizzato. E in ogni caso questa sentenza fissa un principio che speriamo, difficilmente si può o no. Lo chiedo a lui. È un precedente, è un precedente un importante, precedente. Cioè sta dando un'indicazione il Consiglio di Giustizia Amministrativa, cioè sta dicendo alla Soprintendenza, ma a tutti gli enti, attenzione a dare oggi concessioni, a dare concessioni in luoghi importanti. Almeno io mi auguro che sia veramente così. Allora, vi voglio chiedere una cosa, insomma, una domanda con risposta quasi secca, Viola Sorbello. Ciò che resta, diciamo, rispetto al non ciò che è andato in concessione, non ciò che è diventato privato, ma ciò che resta è realmente tutelato in questo momento? Cioè, per la tutela di quello spazio c'è ancora tanto da fare? Parli del porto di Ognina o di tutto il lungomare? No, parlo del porto. Ma allora, il punto, guarda, invece io ti do una risposta in generale. Tutta la costa catanese è oggetto di concessioni a privati. Un tempo ai catanesi andava bene questa cosa, comunque, insomma, oggi no. Oggi vogliamo tornare tutti indietro, vogliamo la playa libera da concessioni ai lidi balneari, vogliamo tutta la costa per i catanesi. Diciamo che abbiamo raccontato tanti casi, no? Da Mondello con le varie dispute ovviamente sui tornelli, sulla Italo-Belga, anche lì insomma la CGA ci ha messo, come dire, del suo, anche se adesso insomma la situazione è praticamente tornata come prima. Diciamo che la battaglia ancora continua, possiamo dire così? Ma certo! Ma certo! E poi a una come Viola Sorbello non puoi togliere lo stimolo. No, io non vorrei, guarda, non vorrei combattere, mi piacerebbe che le cose... Che non ce ne fosse bisogno. Va bene, allora intanto vi ringrazio moltissimo, torneremo certamente ad occuparci di questi casi, anche di questo certamente, perché credo che ci sarà ancora da parlare, e vi ringrazio molto per essere stati con noi. Grazie Avvocato e grazie a Viola Sorbello. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, c'è una pausa tutta dedicata al meteo, arriverà il grandissimo caldo, sentiamo. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con tempo in netto miglioramento sul nord-ovest, tornerà infatti a splendere il sole, un po' di residua instabilità invece sul nord-est, ma anche qui graduale tendenza a un miglioramento. Sulle regioni centrali il tempo sarà instabile con forti temporali, specie sul versante adriatico. Altrove sarà una giornata all'insegna del sole, anche sulla Sicilia infatti i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, con ventilazione debole, mari calmi o poco mossi e temperature in ulteriore aumento, con caldo e temperature che saranno praticamente estive, con punte infatti anche oltre i 30-32 gradi. Nel corso della giornata di giovedì poco cambierà, sulla Sicilia sarà infatti un'altra giornata stabile e soleggiata, i venti saranno ancora deboli o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari poco mossi e temperature che non subiranno particolari variazioni, saranno solo in lieve calo, ma il caldo continuerà a farsi sentire. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
E siamo tornati in studio a Buongiorno Sicilia. Adesso cambiamo decisamente argomento, perché parliamo di imprese, ma anche di qualcosa che potrebbe rivelarsi come uno strumento davvero prezioso per le imprese. Parliamo di venture capital e lo facciamo con Tito Giuffrida, autore commercialista. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Allora, siamo alla vigilia di un appuntamento importante, quando ci si mette insieme, ci si confronta su tematiche come quelle delle quali stiamo parlando, nascono certamente delle buone idee, e discuterete della possibilità di dare alle imprese, in particolare probabilmente a delle start-up di valore che vengono giudicate come tali, quella, come dire, quel qualcosa in più per poter prendere il volo. Questa cosa decodificata in modo così semplicistico è il venture capital? Sì, sicuramente da 20 anni che sono visto come un marziano che mi occupo di questo tema, di venture capital, di private equity, abbiamo scelto proprio questo convegno di fare sul venture capital, perché oggi rappresenta uno dei principali, possiamo dire, motori di crescita per l'innovazione, anche se soprattutto per la competitività delle imprese, che oggi sono ancora non tanto preparate, ma grazie anche all'università e grazie agli investitori proprio che stanno investendo molto al Mezzogiorno, oggi si ha, diciamo, più ricerca di capitali di rischio come il venture capital. Che cos'è tecnicamente? Allora, il venture capital è uno strumento finanziario, ma possiamo dire un ecosistema che mette in relazione sia oggi gli investitori professionali, le start-up, imprese innovative, cioè contribuisce a trasformare idee ad alto potenziale, possiamo dire, in realtà proprio economiche. Quindi in questo senso riteniamo fondamentale oggi promuovere proprio maggiore consapevolezza degli strumenti della cultura del capitale di rischio. Quindi il capitale di rischio sono società che investono nelle start-up, e oggi non solo start-up, anche di piccole e medie imprese investono su settori specifici dove arriva questo capitale, diciamo, capitale per trovare l'azienda, per farla crescere, per portarla sull'internazionalizzazione. Anche se oggi molte di queste aziende ancora arrivano idee ma non sono strutturate. Questo serve il venture capital, a strutturare questo tipo di l'idea, farla diventare idea proprio imprenditoriale. Ecco, posso chiedere una cosa? Ho capito bene, ma non si tratta soltanto di un confluire di denaro, quindi non solo numeri, si tratta anche di un confluire di professionalità, sì, capaci di far svoltare, mettiamo così, il futuro di un'azienda. Quindi è un pacchetto completo. Sì, infatti, come dicevo prima, oggi arriva l'idea imprenditoriale a noi, ma spesse volte non si presentano con un vero business plan, con idee non hanno manager, e quindi il venture capital, quindi sono persone che cercano di aiutarti in tutti i modi, non solo ti mettono la liquidità, ma cercano di portarti a quello che ti manca, l'assetto che ti manca manageriale dell'azienda, e quindi per arrivare poi a poter investire su nuovi capitali, fare internazionalizzazione e cominciare a creare, diciamo, avere proprio l'idea, come dicevo io, a diventa proprio idea imprenditoriale, perché tante volte da noi ci portano i business plan, ma senza avere senza un risultato, senza guardare il futuro, e quindi queste aziende si perdono, diventano idee e restano idee. Posso chiederle qual è la differenza tra il venture capital come investimento e altre forme di finanziamento? Allora, il venture capital è la parte, diciamo, iniziale, diciamo, quando c'è la start-up ti finanziano l'idea imprenditoriale, il venture capital resta all'incirca 3 anni vicino all'imprenditore, e poi per farlo crescere, quindi anche ad arrivare a certi accordi, soltanto queste SGR
GR o queste società riescono a farti sedere, un esempio l'altra volta un imprenditore con team, cioè l'imprenditore da solo, il giovane non riesce a sedersi con queste persone. Quindi poi dopo si avvia anche al private equity quando l'azienda cresce, poi ci sono altri tipi di finanziatori che il private equity per aziende un po' più strutturate, con un capitale che va da 10 milioni in su, che ti investono e ti fanno sempre crescere. Ma non vale per le piccole aziende, vale per il venture capital, sì, come lo dicevo prima, vale anche per le piccole e medie imprese e quindi soprattutto ci sono oggi settori tecnologici e non, perché anche i servizi oggi è importante che l'azienda sia strutturata. Ecco, guardano molto l'imprenditore, chi investe e quindi poi pian piano ti aiutano loro stessi, se c'è una buona idea, a portarti avanti. Allora, com'è che si era definito lei all'inizio? Che è su queste cose un po' un Don Chisciotte, no? Cos'è? Come si è definito all'inizio? Un marziano. Ah, un marziano, però anche un Don Chisciotte, diciamo così, no? Però insomma, se in tanti anni crede, no, in questa cosa, vuol dire che alla fine ci saranno stati anche dei buoni risultati. I risultati ci sono, anche se ancora rispetto al nord non siamo ancora, non si è strutturato tanto. Però c'è molta richiesta grazie anche all'università, grazie a questi investitori che stanno investendo molto al sud. Ci credono c'è, al sud, no? c'è molta richiesta e soprattutto anche i nuovi imprenditori oggi si stanno aprendo a questo capitale di rischio e per noi, diciamo, come studio, diciamo che ci occupiamo questo da anni, sia legali che fiscalisti, portiamo avanti poi, perché metterlo vicino, accanto, ci stiamo vicino all'imprenditore, perché poi cominciano poi ad esserci i patti parasociali, cioè degli accordi particolari, e questo è lo studio che lo accompagna per mano ad avere successo. Allora, facciamo un recap per domani. Che cosa accadrà domani e dove? Domani in piazza Scamacca abbiamo, diciamo, il primo incontro sul Venture Capital, dove ci sarà un mio carissimo amico, il professore Faraci, che modererà, e che lui è anche un altro che è stato nato nostro ospite tante volte. Sì, siamo stati pionieri del Venture Capital, quindi del private equity, infatti l'ho chiamato, non si è fatto dire no neanche, perché ci conosciamo da tanto tempo. Poi c'è anche proprio il fondo, che è un fondo che investe soltanto nel Mezzogiorno, quindi questo è fondamentale, che è Vertis, quindi avere la possibilità, che tante volte vedono queste persone, peggio di me, no marziani, ancora di più, di un altro pianeta, perché per arrivarci io invece li metto al tavolo tutti insieme, imprenditori, venture, e poi ci sono delle idee imprenditoriali di persone che già imprenditori che hanno fatto questa strada, che oggi hanno successo, hanno aziende con 50 dipendenti, cose che hanno iniziato dall'idea, e quindi grazie anche a Venture Capital. Allora, in bocca al lupo per questo appuntamento e per tutte le iniziative ovviamente legate, e ringraziamo Tito Giuffrida. Grazie. E ci fermiamo per una breve pausa e torniamo con un altro argomento. E siamo tornati in studio. Saluto subito il dottore Antonello Arculeo, psicologo e referente di Centro Famiglie, questo luogo importante che raccoglie purtroppo numeri che crescono di giorno in giorno. Noi abbiamo parlato recentemente nel nostro telegiornale del report che riguarda i femminicidi nel paese, e devo dire che la Sicilia purtroppo ha dei numeri incredibili. Stiamo parlando di 163, adesso purtroppo sono diventate 164 con Catania, maglia nera, sempre più maglia nera, 53 casi con la morte, l'ultima morte, quella della povera Alessandra, 49 anni. Un altro fatto drammatico e inquietante che ovviamente va guardato con una lente di ingrandimento al contesto familiare e non solo.
Il vostro invito era nato dalla sollecitazione a tenere la tematica su queste questioni sempre viva, aperta e parlare e discutere. Purtroppo gli eventi, come certe volte capita, ci hanno sopravanzato. Sì. Devo dire che era un bel po' di tempo che non c'erano femminicidi nella nostra città, anche se purtroppo gli eventi non sono solo i femminicidi, ma la violenza è costante e continua. Grazie a Dio l'attenzione, le denunce aumentano e poi alla fine, ecco, quello che purtroppo è successo l'altro ieri succede molto spesso, anche su magari non portando alle conseguenze estreme come quello che è successo a Mister Bianco, ma purtroppo succede costantemente. Quindi per noi l'esigenza e anche la vostra attenzione, vi ringrazio per questo, è quello di tenere sempre molto alta l'attenzione su questo, perché purtroppo quello che succede è che queste faccende sono attorno a noi costantemente. Molto spesso mi sembra che in questo caso, per quel poco che ne so, io fra l'altro rappresento anche un progetto Respiro che si occupa di tutte queste situazioni. Sì. Noi seguiamo con Tamaglia questo progetto, in questo caso viene seguito dai colleghi di Tamaglia, ma fondamentalmente noi riteniamo fondamentale, e spesso capita che ci sono dei segnali che spesso non vengono presi. Probabilmente in questo caso i segnali non erano arrivati ai servizi, mi sembra di capire che assolutamente non erano arrivati ai servizi, ma i segnali li vedono i vicini, il medico, la scuola, e molto spesso questo non viene preso perché a noi per primi, tutti noi per primi, preferiamo tenere lontane e distante queste questioni, perché ci spaventano, perché pensiamo che poi le vediamo una volta ogni tot in televisione, non sono cose che ci riguardano direttamente, come invece purtroppo succede. Ecco, possiamo dire anche una cosa, proprio stiamo parlando di questo, cioè chi coglie dei segnali, no? Chi coglie dei segnali può fare una denuncia, cioè chi può denunciare, perché chiariamola questa cosa, cioè se io sento nel mio palazzo che succede sistematicamente qualcosa di udibile, di chiaro, di palese, cosa ho l'obbligo morale di fare? Ma innanzitutto, ripeto, parlarne, che poi è quello che volevamo in qualche modo sollecitare, cioè stare attenti, evidenziare ai servizi, ad altri, che ci sono delle cose che poi insomma possono essere fonte di preoccupazione. Poi diciamo la denuncia è una situazione estrema, ci sono anche dei mezzi diciamo intermedi, c'è ormai la legge su questo è particolarmente attenta, pronta e anche in qualche modo dà la possibilità di evidenziare. Esiste un qualcosa che si chiama ammonimento, no? Per cui davanti a certe situazioni alcune cose vengono attenzionate da persone ovviamente adeguate, alle forze dell'ordine, dai servizi, però ripeto, queste cose poi le vedono i vicini, i parenti, la famiglia, la scuola, ripeto, i medici, il pediatra, insomma, sono cose che sono... Insomma, delle sentinelle ci devono essere per forza, quindi anche le sentinelle, insomma, si facciano promotrici di un'azione che credo, perché poi dopo, no, quando è troppo tardi, poi però potevo. Pensiamoci sempre a questo. Allora, il vostro documento si parla molto anche di un altro capitolo che mi incuriosisce particolarmente, ovvero il lavoro che fate con gli uomini maltrattanti e quindi la possibilità che si possa uscire fuori da un circolo vizioso come quello della violenza attiva nei confronti delle donne. Chi sono questi uomini che poi a un certo punto decidono di entrare in un percorso di cura? Sono, come dicevo prima, le persone della porta accanto, sono professionisti, sono giovani, sono persone anziane, sono persone che quasi sempre, per quella che è la nostra ampia ormai esperienza,
quasi sempre non hanno procedimenti penali precedenti, cioè non hanno, ecco, non è, capita ovviamente che ci sono persone che hanno più volte, però le persone che vengono da noi sono persone che molto spesso considerano i loro comportamenti, tra virgolette, non così tanto gravi, mentre invece lo sono. Però arrivano a una consapevolezza, seppure blanda. Diciamo che da noi, per la maggior parte delle persone che arrivano sotto un provvedimento giudiziario che li pone davanti a un bivio per scegliere tra situazioni più estreme. Quindi non è una scelta personale a prescindere. Ci sono persone che vengono da volontari, ma quasi tutti, la stragrande maggior parte vengono da noi, appunto, fra l'altro il nostro è un centro riconosciuto dal Ministero della Giustizia come riferimento per le province di Catania e Siracusa, e noi abbiamo scelto di sempre coinvolgerci di più in questo lavoro con gli uomini, perché poi alla fine purtroppo la violenza è una violenza di uomini sulle donne. Esiste la violenza degli uomini, esiste quella delle donne, ma questa è una violenza specifica. E ci sono, rispetto alla domanda iniziale, ci sono anche percorsi di consapevolezza sui propri agiti violenti, perché molto spesso, e questa è un'altra attenzione, un'altra sollecitazione che noi poniamo, molto spesso i comportamenti violenti sono quelli anche di tutti i giorni che noi spesso uomini mettiamo in atto, anche senza poi finire con iniziative giudiziarie. E ovviamente la maggior parte delle persone che vengono sollecitate da questo obbligo. Da noi però non tutti entrano, noi abbiamo delle... Ma di che numeri parliamo? L'anno scorso sono venute da noi 108 persone, non è poco. Più tutti gli ammonimenti, infatti abbiamo evidenziato il numero altissimo di uomini che vengono da noi. D'altro canto per noi è stata la scelta di lavorare su chi la violenza l'agisce, cioè su uomini, proprio per arrivare anche a quello che giustamente diceva lei, cioè quello di prima che sia tardi. Noi abbiamo anche in questo momento un progetto in corso che si chiama Prima che sia tardi, che vuole intercettare proprio le situazioni di tutti i giorni, quelle che non sono arrivate a questo punto, per fare in modo che non poi arrivino a situazioni estreme. Allora, siamo quasi vicini al termine, però volevo anche parlare di un'altra parte che mi sembra fondamentale, no? 4 figli sono diventati orfani di madre, ma inesorabilmente lo diventano anche di padre in queste situazioni, no? Nelle questioni dei femminicidi si resta soli. E questo è un altro cardine della vostra attività. Questo è uno delle motivazioni, proprio quello che diceva lei, che rende questo trauma forse il più tremendo, perché appunto fondamentalmente si perdono le figure primarie, si perde la madre, esatto. Si perde spesso, non sempre, ma certe volte il padre, certe volte sono i nuovi compagni, certe volte sono altre figure. E fondamentalmente la cosa più grave è che questo tipo di ferita, di perdita lacerante, viene fatta da qualcuno che dovrebbe avere cura di te. Ed è il dato più doloroso, che è il dato più doloroso di questo trauma. Esattamente. Allora, dottore Arculeo, noi purtroppo abbiamo finito il tempo, però io spero di poterci ritrovare per approfondire ciascuno di questi temi che meritano più attenzione, meritano, ripeto, più approfondimento, perché raccontare anche le storie delle persone e scendere un attimo più nel particolare, secondo me aiuta sempre, no? Una riflessione collettiva, vale sempre la pena, ecco, anche quella piccola cosa, farla arrivare al pubblico. Grazie per quello che fate, e noi a questo punto, lo chiedo alla mia regia, dobbiamo occuparci delle stelle? Eccola qua. Allora, ce l'abbiamo il nostro collegamento, perché non lo vedo qui. Ah, c'è! Ma insomma, non ti vedevo, no? Di solito ti vedo prima, non ti vedevo. Buongiorno Marco Amato, che adesso ci fa sorridere con questo appuntamento che è sempre di grande attrattiva, perché ognuno di noi vuol sapere come stanno le cose, stelle parlando, e allora ci pensi tu. Di chi intanto ci occupiamo oggi?
Buongiorno Roberta e buongiorno Sicilia. Ebbene, oggi vi parlo di un trio assolutamente inedito. Esce Cadillac, ovvero un pezzo creato a 6 mani da 3 personaggi veramente molto particolari, ovvero Gue Pequeno, Shallow e Tony Pitoni. Ebbene, questi 3 rapper, questi 3 personaggi del mondo della musica si lanciano in questo nuova produzione di questo pezzo che stupirà tutti. Rispettivamente sono Ariete, Scorpione e Sagittario, 2 di fuoco e 1 di Marte, che sempre fuoco è. Ebbene, è proprio il pianeta della passione e dell'azione quello che segna l'inedito trio come un trio vincente, quindi ci aspettiamo molto. Proprio in questo momento Marte è nel segno zodiacale del Toro e oggi la Luna riesce a essere in Capricorno e a dare proprio a Marte l'unico elemento privilegio di tutto lo zodiaco, ovvero l'accoglienza. Ebbene, sotto questa egida vi racconto le stelle di oggi. Ariete, per voi oggi la luna è di quadratura, per cui è una luna un pochino fastidiosa, urticante, però non di meno riuscirete a mettere in ordine i vostri sentimenti. Toro, oggi siete proprio i privilegiati dello zodiaco, assieme alla Vergine e al Capricorno. Nel vostro segno zodiacale converge tutta la forza di Marte e tutta la sensibilità della Luna, non potete perdere. Gemelli, per voi oggi il cielo è un pochino distante e la Luna non vi parla, ma il Sole e Saturno nel loro rapporto hanno per voi in serbo qualcosa di importante al lavoro, un po' meno nell'amore e nella socialità. Cancro, per voi la Luna oggi in opposizione, peraltro ospitate Mercurio, Venere e Giove. Quindi il vostro pianeta tende a confondere un po' la comunicazione e le relazioni, ma niente paura, forse è semplicemente un'ambizione un po' più grande che tenere. Leone, per voi la Luna è anche molto distante, ma a differenza di grado oggi vi aiuterà moltissimo a rimettere in ordine le piccole cose della vostra vita. Vergine, anche per voi è un cielo bellissimo, per cui la Luna oggi vi fa mietere molte soddisfazioni, in serata una piacevolissima conclusione con cui passerete in rassegna tutti i momenti più belli di questi ultimi giorni. Bilancia, Luna di quadratura per voi qualcosa costituisce un limite che è nel tempo. Dovete correre e non dovete farvi sopraffare dalle scadenze. Scorpione, per voi oggi una luna molto comunicativa e molto importante, una luna che chiarisce le vostre posizioni affettive. Quindi usatela bene e fate tutte le domande di cui avevate un po' pudore di fare. Sagittario, una luna che oggi vi mette davanti tutti i rischi e operazioni un po' complicati che forse lo zodiaco vi chiede di non fare. Quindi rifletteteci un po' su. Capricorno, la Luna da voi oggi vi rende protagonisti della giornata. L'opposizione a Mercurio, a Venere e a Giove vi servirà per capire realmente cosa volete e come lo volete e che otterrete sicuramente con la vostra volitività. Acquario, la Luna oggi si fa particolarmente rivelatrice intuitiva di rapporti, di cose dette. Non c'è bisogno che discutiate, c'è solo bisogno che ascoltiate e soprattutto che vi lasciate andare un pochino di più all'amore. Pesci, splendida luna oggi per voi, una luna che dipana ogni dubbio su alcune decisioni da prendere. I pesci oggi un po' più spietati, ma sicuramente volti a tutelare se stessi e ciò che hanno di sacro. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Roberta e buongiorno Sicilia. Ciao naturalmente a Marco e grazie come sempre Lorena. In chiusura una buona notizia per concludere la storia di questa coppia, la troviamo su Repubblica. Sono Ilaria e Riccardo, una coppia di coniugi, entrambi infermieri. Molti li chiamano eroi perché appunto hanno salvato un bimbo di 13 mesi in aereo che non respirava. Cos'è successo? Questo bimbo era cianotico, in arresto respiratorio, aveva le convulsioni da febbre. I genitori marocchini non riuscivano a spiegare le sue condizioni e soprattutto non si riusciva anche a venirne a capo, e soprattutto il kit di pronto soccorso a bordo dell'aereo era assolutamente inadeguato. E allora
grazie a questo bambino fortunato che ha incontrato questa coppia di infermieri che gli hanno praticato una prolungata ventilazione bocca a bocca e 2 massaggi cardiaci, altrimenti non sarebbe arrivato vivo sull'ambulanza che poi lo ha atteso a terra e che lo ha portato in ospedale. 33 anni, marito e moglie, infermieri nella vita e come eroi per caso. Bene, grazie a Lorena Dolci. L'appuntamento con Buongiorno Sicilia tornerà domattina, come sempre alle 8. A tutti una buona giornata.